Per questo ti dico, scendi in campo anche tu con Forza Italia. Il capo chiama e la marca azzurra risponde. All'indomani del videomessaggio di Silvio Berlusconi, il PDL trevigiano scalda i motori in vista della ripartenza di Forza Italia. In particolare, i maggiorenti del Popolo della Libertà applaudono all'ufficializzazione del ritorno a un movimento popolare leggero che recuperi lo spirito del 1994 attorno ai temi storici, giustizia, tasse, impresa, anche se le sfumature non mancano. Ci sono gli entusiasti come Remo Sernagiotto, Fabio Chiesa, Alessio De Mitri, Franco Bonesso, i contenti ma prudenti come Maurizio Sacconi, Antonio Cancian, Maurizio Castro, Floriano Zambon e poi i tiepidi ma obbedienti come Franco Conte, Amedeo Gerolimetto, Michele Noal, Annalisa Rampin. Ancora mancano le disposizioni organizzative, ma la macchina è in moto. Lavoreremo in questa direzione con la vitalità che ancora una volta questo grande leader politico ci ripropone. Stiamo aspettando, ha detto che sarà un partito come la prima Forza Italia, fatta di comitati, di partecipazione attiva della comunità. Un conto però è parlare da forzisti della prima ora, un altro da ex Aennini, che ora rischiano di sentirsi ospiti in quella che credevano anche casa propria. Se in realtà, oltre al dato nominalistico, i contenuti sono un ritorno al passato, credo che avremo qualche difficoltà e avrò qualche difficoltà.